Bene, eccoci qua, abbiamo il piacere di avere ancora con noi Matteo Ribon, che è il vice segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. Buongiorno. Il titolo della puntata è Lavorare, che la CNA ha trasformato in un acronimo. Lavorare significa anche lavoro, assistenza, visione, organizzazione, ruolo, autonomia, riduzione di costi ed energia, e sono i temi di una nuova proposta che nasce dall'organizzazione professionale degli artigiani, che raggruppa in un'unica realtà, ma di questo avremo modo di parlare, le CNA di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Prima di arrivare a questo tema, però partiamo da alcuni dati che sono stati diffusi proprio dalla CNA nazionale. E dicono questi dati che nel 2017 i tassi di occupazione in Veneto sono tornati ai livelli pre-crisi del 2008. Insomma, questo sembra un dato in controtendenza alla vostra analisi, però, perché la percezione non è questa. Sì. Allora, i dati testimoniano che c'è stata questa evoluzione dal punto di vista dell'occupazione. È chiaro che poi, se vogliamo andare dentro all'analisi sull'occupazione, ci sono anche delle dinamiche variegate. Però quello che vogliamo evidenziare è che una situazione difficile che è dal punto di vista occupazionale si è sviluppata negli anni della crisi, oggi è tornata ai livelli di 10 anni fa. Questo vuol dire che ci sono dei segnali positivi, l'occupazione soprattutto di alcune province, e vediamo dai dati, sono quelle di Belluno e Venezia in particolar modo, ma poi anche Treviso e Padova, e danno su un alveo di 36 province d'Italia, sono praticamente quelle che trainano dal punto di vista occupazionale le dinamiche dell'intero paese. Cioè 5 province venete sono fra le 36 su 107 che hanno recuperato i livelli occupazionali pre-crisi. Certo. E questo in qualche maniera dà ragione, devo dire, al compianto Giuseppe Bortolussi, che anche nei momenti di crisi affermava in ogni caso il nord-est, in particolare la piccola e media impresa del nord-est, riesce a essere locomotiva del paese. Non si sa perché, tutti dicevano piccolo non è più di moda, piccolo non è più bello, però insomma a nord-est questo modello funziona. Sì, l'osservazione che citavi è ancora vera, perché in qualche maniera la dinamica della piccola realtà veneta è in grado di modificarsi, adattarsi velocemente. C'è un riferimento che è uscito qualche anno fa da parte di un professore, il professor Berta della Bocconi, che dice che nell'ambito delle dinamiche tra nord-ovest e nord-est, nella grande diatriba tra queste due realtà economiche, il nord-est ha vinto e non può più permettersi di continuare a discutere di questa diatriba, ma si deve assumere il compito e la responsabilità di indicare come può essere sviluppata la dinamica economica, soprattutto nell'area nord del nostro paese, ma in generale dell'Italia. È un'affermazione molto forte, che però è supportata da dei dati oggettivi, cioè la dinamica della piccola realtà, che comunque non è solo piccola ma è anche media impresa, per cui ci sono queste due sfaccettature rilevanti nell'area del nord-est, sono dinamiche molto vicine alle traiettorie o comunque agli interessi del comparto europeo e del comparto internazionale. Quindi senza star lì a tornare a discutere se piccolo è bello o piccolo è brutto, la realtà dei fatti è questa, cerchiamo di capire come contribuire a svilupparla e portarla avanti. La contingenza attuale, segnalano questi dati, sta anche ampliando comunque la differenza fra il nord e il sud del paese. E lo dico per arrivare anche a sottolineare un dato: abbiamo detto 5 province venete sono in forte recupero, 2 sono un po' tardate. Sì. Una mi pare onestamente poco preoccupante, Vicenza, vale a dire, certo. È come sempre, quando uno corre 100 all'ora e poi va a 95, ha rallentato, sì è vero, però continua a camminare a 95. Più grave mi pare invece il caso di Rovigo, che rischia di essere la Cenerentola della regione. Per storia, per tessuto produttivo, comunque per dinamiche proprio morfologiche del territorio, Rovigo si differenzia un po' da altre province del Veneto. E
come lo è al tempo stesso Belluno, seppur con dinamiche però Belluno ha una dinamica più di sviluppo, più intensa, perché comunque le dinamiche della montagna sono attrattive per tutta una serie di attività produttive e attività soprattutto legate alle dinamiche del turismo. E Rovigo soffre un po' di più anche perché è un tessuto dove il numero delle imprese e la popolazione sono diciamo inferiori rispetto ad altre realtà. Questo non vuol dire che non possa sfruttare i lati positivi delle province vicine, perché ci possono essere delle sinergie importanti, questo dobbiamo tenerne conto, non esiste più la divisione fatta con geografica e delimitata solo dai confini provinciali. Ormai le dinamiche di relazione e soprattutto le dinamiche delle imprese sono dinamiche che vanno oltre a questa dimensione qui. E su questo bisogna lavorare, okay? Non esiste più la necessità di fare un lavoro esclusivo su un piccolo territorio, ma va fatto in un'ottica di relazione più ampia. È stato accennato un tema, quello del turismo. Questo dimostra una cosa, primo, insomma, che i rodigini qualche colpa ce l'hanno, vale a dire col territorio che hanno non possono non essere sicuramente inferiori ad altre zone della regione. In secondo luogo era per arrivare a chiedere, è questo che fa sì che Venezia sia insomma, la leader di questa ripresa? Perché anche questo è un po' sorprendente, Venezia la si vede invece come una zona di crisi occupazionale, i dati non dicono questo. Allora, sulla dinamica di Venezia sicuramente non incide dal punto di vista occupazionale, se i dati sono positivi non incide l'area di Porto Marghera, perché comunque è un'area in completa trasformazione, certo, e che ha delle dinamiche ancora di sofferenza evidenti. Cioè, è minimi storici come, certo, occupazione. E la dinamica del turismo, noi la guardiamo non solo per le imprese e gli occupati dell'area del turismo, ma per tutta la realtà dell'indotto. Evidenzierei questo, i flussi turistici nell'area veneziana e nei dintorni non sono più flussi stagionali, esiste una presenza costante e continua e sempre crescente di turisti da tutto il mondo. Tutto questo crea valore per chi opera all'interno dell'ambito turistico, ma crea valore per tutto l'indotto. Più si rafforza questo tipo di approccio e più si organizza meglio questo tipo di approccio e più può essere utile anche per i comparti che non sono direttamente legati al turismo e al commercio. E questo è il motivo per cui Venezia rimane un punto di riferimento, ma rimane un punto di riferimento anche perché è un punto di riferimento nelle dinamiche regionali e sull'osservatorio dell'occupazione è evidente che Venezia ha un posto di rilevanza. Collegato a questi temi, che sono quelli appunto di una ripresa occupazionale, mi pare ci sia la nascita di CNA Nord-Est, sì, perché avete recuperato anche un nome che non è più di moda. Cioè, di Nord-Est si parlava tanto qualche anno fa, ultimamente era un po' finito nel dimenticatoio. Questa integrazione è un'operazione meramente, tra virgolette, di risparmio dei costi, così come succede in questo momento, di accorpamento, insomma, fra strutture, oppure ha un significato politico? No, la seconda perché allora, abbiamo voluto riprendere il tema del Nord-Est perché è quello che rappresenta al meglio la sinergia tra tre regioni diverse, ma che comunque sono vicine e hanno delle dinamiche di sviluppo comuni. E sono il Veneto, il Trentino Alto Adige e Sud Tirol e il Friuli Venezia Giulia. E l'abbiamo fatto con l'ottica di sviluppare il secondo tema. Siamo partiti da un lavoro di sinergia sui servizi, su delle attività a supporto nell'ambito del credito, della formazione, e abbiamo capito che poteva svilupparsi anche un'opportunità politica. Perché? Perché ci sono delle questioni, allora, tanto perché abbiamo degli stati, confiniamo con degli stati diversi, abbiamo delle dinamiche di relazione, di crescita che sono vicine a quelle europee,
soprattutto nell'area centrale e l'area di sviluppo dell'Est, e anche perché tutta una serie di politiche guardano al punto nevralgico del nord-est per le dinamiche di sviluppo. Parliamo di infrastrutture, trasporti, portualità, torniamo a parlare del turismo, parliamo anche delle dinamiche dell'efficientamento energetico, che sono dinamiche che hanno interessato Quindi anche voi sposate la logica della macro regione? Dal punto di vista delle analisi, della collaborazione, sì. Dopodiché questo si trasformi poi in un tema di confini amministrativi è un altro discorso, ma comunque dal punto di vista della riflessione, delle dinamiche, delle sinergie, sicuramente, perché comunque questo ci consente di relazionarci con le regioni vicine di altri stati che hanno delle dinamiche simili alle nostre. Quando noi facciamo le analisi, facciamo le riflessioni, le regioni con cui noi ci confrontiamo sono quelle tedesche, quelle austriache, piuttosto che anche dell'area slovena o di paesi emergenti dell'est, che non sono più emergenti ma sono ormai emersi. Ma quindi come immagine possiamo pensare a una missione commerciale di imprese del nord-est organizzata dalla CNA? Io lavorerei più a un incoming che a una missione commerciale verso l'esterno, nel senso che noi abbiamo il compito e la capacità anche di sviluppare un'azione di attrattività nel nostro territorio. Quindi sarei più per questo tipo di approccio, ma comunque la risposta è sì. Grazie a Matteo Ribon, che ricordo essere il vice segretario della CNA del Veneto, che con questa proposta sicuramente comunque si pone al centro di un dibattito che è appena iniziato e che continuerà nei mesi prossimi, cioè quella dell'integrazione del nord-est. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. A voi alla prossima. Buona giornata.